Diario di bordo, diario di mamma, 15 giugno 2017. Sei incinta di... La mia applicazione mi ha detto che sono incinta di 35 settimane. Sono entrata al nono mese. Alla nascita mancano 36 giorni e tutto va bene. Valigia non è pronta. Tra una settimana c'è il matrimonio di mia sorella e siamo alle prese con gli ultimi preparativi e ho ancora un sacco di cose da fare. Le ho già fatto le money box, che sono quelle torte portabiglietti, portasoldi, da mettere a casa sul tavolo per quando arrivano gli invitati e ti portano il regalo. Poi le ho fatto il guest book, che lo devo ultimare, gli ultimi ritocchini. Poi le ho fatto il wedding kit, una pochette con tutto il necessario per il giorno del matrimonio, cose che potrebbero servire in quel giorno agli sposi e che dopo vi farò vedere nello specifico. Nel frattempo Cucciolotto mi sta togliendo le scarpe, ha deciso così. Poi, ora vado a prendere la giarrettiera, vado a ritirare il mio vestito, vado a portare il vestito, vado a portare i pantaloni di mio marito dalla sarta che si devono accorciare, ma tutto sommato ancora manca 6 giorni, neanche una settimana al matrimonio, ancora siamo qui. Ok, domani prova pagetto, prova vestito pagetto, ovviamente il pagetto va bene. Detto ciò vi saluto, devo andare a fare la spesa e devo andare a comprare queste cose perché altrimenti rimango qui e non sbrigo più niente. Baci, ciao ciao. Dove vai? Dove vuoi scappare, fragolino? Mm. Così va, giusto per non farci mancare niente. Dopo aver lucidato e pulito la cucina, il pavimento e tutto, lo spinnicchio della fragola con la panna. E vabbè, sono incinta, quindi ciao! È giunto il momento, o meglio, non è giunto ancora, però iniziamo a darci da fare. Mi devo fare venire la voglia di fare la valigia e di sfoderare e lavare il baby culla o baby pullman o navetta. Voi come lo chiamate questo aggeggio qui? Ora ve lo faccio vedere perché io, secondo bambino, ancora mica l'ho capito com'è che si chiama. Boh, baby culla, baby pullman, navetta, che mi sa di cosa spaziale, oppure addirittura forse trasportino ho sentito. A me mi sa di trasportino quello per gli animali, comunque non lo so, sfoderiamo. Ok, andiamo di farcela. Togliamo questo sacchettino. E allora questo quella trapuntina che serve a coprirlo, la diamo pure. Poi abbiamo questo non è di qua, questo in realtà
e il riduttore del seggiolone dell'auto, che comunque laviamo pure già che ci siamo. Poi cuscino, ma questo si potrà lavare così, che praticamente è uno strato di ovatta con questa foderina qui. Boh, io lo lavo, poi sta a te decidere se vuoi continuare a far parte di questa famiglia oppure no. Poi il materassino. Il materassino, ce ne sono due, perché? No, forse questo è quello che davano, questo sì, questo è quello che davano in dotazione con questo qui della Chicco, che poi noi abbiamo sostituito con uno più spesso, sì, più imbottito questo. Laviamo tutti e due. Ora, come si sfolda questo coso? Ah, vabbè, facile, basta toglierlo. Vabbè, è anche facile da sfoderare, dai. Mi è finita bene tutto sommato. Vediamo cosa dicono le etichette. Ma così tanto per, no? Perché dunque lavare a mano. No, io ti infilerò credo in lavatrice. 100% poliestere, imbottitura, non stirare, ma non ci pensavo proprio, infatti. Ci manca stirare pure questo. Non lasciare il tuo bambino incustodito. Ok? No, io ti infilo in lavatrice. Cioè, qui si passano le cinture. Ma questa cosa non l'ho capita veramente. Vabbè, chiacchiere. Laviamo tutto ed ecco come si presenta senza la fodera. Questo qui, vabbè, come tutti del resto. C'era un pulsante, ma no, non me lo ricordo più come funziona. Ah no, c'è la rotellina in questo, qui sotto c'è questa rotellina qua, e se la giri si sta alzando, se la giri si alza lo schienale un po' qui. Ecco fatto. Va bene, lavatrice grande, più o meno così. No, ma troppo grande mi sembra, più piccolino. Facciamo così. Sembra un culo. Wedding. Wedding kit, ovvero piccoli nécessaire che potrebbero servire il giorno del matrimonio agli sposi. Io ho modificato questa pochette, era della Mustela, mi avevano mandato dei campioncini omaggio. Infatti qui dove vedete
che ho messo questa scritta brillantinosa, c'era il logo della Mustela sotto, l'ho nascosto. Ho messo la data, il nome degli sposi e dentro andiamo a metterci un assorbente e non si sa mai, un pacco di fazzolettini che non si sa mai, uno specchietto, non si vede bene però, ecco, uno specchietto che non si sa mai, cerotto che non si sa mai, un mini kit di fili e ago che dicevamo non si sa mai, un mini kit con una limetta, un cotton fioc e 2 batuffolini di cotone che non si sa mai, 2 salviette imbevute profumate, e queste serviranno sicuramente, anche perché abbiamo già detto non si sa mai. Questo è un detergente per gli occhi sterile, oppure si può mettere anche volendo un collirio, che non si sa mai, porcine e ferrettini, che vabbè che c'è l'acconciatura, però sai com'è, si dice che non si sa mai, è una bustina di occhi che speriamo non serva, però sai com'è, non si sa mai. Chiudo e il wedding kit è pronto. Questo sarà un allegato della pochette contenente i trucchi per il ritocco, il lucida labbra, un po' di fondotinta, non so cos'altro le daranno alla sposa. E quest'altro è fatto.